Ah! Cari nipoti, è arrivato anche il momento, diciamo così, di fare un resoconto di quello che è successo in questo paese, anche in Sardegna e in tutta la nazione, per quanto riguarda le votazioni. Ma c'è un partito sicuramente politico che in Sardegna fa assolutamente furore. Viene nominato più e più e più volte. Ma di chi si sta parlando? E vogliamo davvero parlare? E parliamone. Pod. Cos'è il partito Pod? Il partito Pod è il partito migliore che ci sia. È il partito dove tutti mangiano, bevono e se ne fregano altamente. E non credo che sia l'unico, ma è una mia idea. Se qualcuno ti chiede qual è il tuo partito ed è insistente, insomma, le classiche persone che dicono fille ghinisesi, tu basta gli dici io voto Podda. E chi capisce capisce, chi non capisce che se non capisce le cose sono due: o non è sardo e non capisce il senso, oppure è propriamente un grande balance. Il significato del partito Podda è Podda, papa bu, per dire Podda, mangio, bevo e copulo. Allora, se non sapete che cosa vuol dire copulare, fatto sta che il partito Podda per alcuni versi viene associato all'astensionismo. Cioè, dicono, io ho votato Podda. Dire, me ne frego altamente del voto, io faccio il cacchio che mi pare, me ne frego altamente, mi faccio i cavoli miei e non voto nessuno. Io me li immagino uno spot del partito Podda e ve lo vorrei far vedere, seppur alla buona. Vuoi meno tasse? Io non te le prometto, ma tu vota. Salvaguardare la natura? Io non ti posso promettere niente, ma tu vota Podda. Hai sempre le murene al e non sai a che medico votarti? Fregatene, vota Podda. E il partito Podda è Podda.